parlare. Uno che con l'uso col 416 se vuol parlare, chiunque può parlare qua, non c'è nessun problema. Noi non togliamo la parola, la diamo la parola, per l'amor di Dio. Questo paese è strano e non si riesce più a capire. Non si riesce più a capire perché si fanno i favori, scopriamo i lobbisti. Voglio parlare, mi hai promesso un foto prima. Adesso un altro che vuol parlare. Venite tutti dei coglioni e mi sto a sentire le cazzate che facciamo così. Allora il paese bisogna cambiare, quando lo cambiamo? Poi già cambiato. Hanno paura fottuta, hanno una paura fottuta di queste persone qua. Io non sono candidato né candidato, è inutile che vadano a dire che io sono un pregiudicato, è vero, sono un pregiudicato, ma però un pregiudicato a mie spese. Sono stato condannato per dei reati, ho preso anche l'ultimo 5 mesi per aver rotto un sigillo e già portato via dal vento. È un mio orgoglio e se dovessero arrestarmi io vado in galera con una felicità straordinaria, non scappo, sono qua. Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, noi vinceremo queste elezioni, lo sapete, lo sanno anche loro. Noi abbiamo già vinto, abbiamo fatto un sondaggio, siamo circa all'89%. Sono quegli unici che non sanno più cosa fare. Noi dobbiamo andare là perché dobbiamo cambiare da là. Perché questa gente che oggi manifesta, come fate a capire chi ha ragione oggi? Diremo tutte le stesse cose nelle piazze, diremo che vogliamo riformare, allora la tutela del territorio, l'idrogeologico, riformare le case, il traffico, l'inquinamento, la salute, l'alimentazione, diciamo tutte le stesse cose. Avete solo un criterio per capire chi vi racconta balle e chi ve l'ha già raccontata e chi non ve l'ha raccontata perché non c'era. Noi non c'eravamo in questo disastro, siamo dentro da quasi un anno, ci hanno messo in un anno ma abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo cambiato il Parlamento con 160 parlamentari, con 2 palle così, e lo stiamo facendo, siamo andati sui tetti, ebbene sì, siamo andati sui tetti per difendere la Costituzione che abbiamo i costituzionalisti, abbiamo la Corte Costituzionale noi, e da Mega, tutti nati nel 30. La Corte Costituzionale che ci mette 8 anni per capire se una legge elettorale è costituzionale o no. Sono lenti ma ci arrivano prima o poi. Abbiamo una Corte Costituzionale nominata 10, nominati 5 dal Presidente, 5 dai partiti e 5 dalla magistratura. È un organo politico. La Costituzione, io me la sono letta la Costituzione. Quando l'hanno scritta in modo che poteva essere comprensibile non da un costituzionalista, ma da un italiano medio, normale. E 9.439 parole la Costituzione, divisa in 480 periodi la Costituzione, e ogni periodo è sotto le 19 parole la Costituzione. E l'hanno scritto proprio per stare sotto le 20 parole a periodo, perché si capisce meglio, e lo puoi spiegare articolo per articolo alle scuole, ai ragazzi, agli asili, no, ai corti costituzionali. Non ci serve.